Molti dicono che il vero mondiale dell'Italia è stato quello del 1982, molti fanno il paragone tra 82 e 2006. Io non so che dirvi perché nell'82 non ero ancora nato e quindi non saprei fare nessun paragone. Sappiamo che è anche difficile mescolare, paragonare e confrontare le epoche. Fatto sta che oggi nella rubrica storia dei mondiali parliamo di Spagna 82 e finalmente del ritorno alla vittoria della nazionale italiana. Lo so, ve l'ho spoilerato prima, ma voglio dire, chi è che non sa che l'Italia ha vinto i mondiali dell'82. Buongiorno a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio. Come vi ho anticipato, la rubrica La storia dei mondiali va avanti. Passiamo al mondiale spagnolo dell'82, 12ª edizione. L'amico Giuseppe mi faceva notare nei commenti del precedente video di Spagna, di Argentina 78, che quei mondiali lì di Argentina, molto chiacchierati, anche molto foschi da un punto di vista ambientale, erano stati assegnati tempo prima, e io sono andato a rileggere. Effettivamente già nel 1966, quindi più o meno durante l'assegnazione, durante lo svolgimento dei mondiali d'Inghilterra, furono assegnate le edizioni del 70, del 74, del 78 e dell'82, quindi già dal 66 la Spagna sapeva che nell'82 avrebbe organizzato i mondiali. È la 12ª edizione, dal 13 giugno all'11 luglio del 1982, è la prima edizione a 24 squadre, 24 nazionali, quindi cambia il numero dei partecipanti, cambia la formula con 2 fasi eliminatorie a gironi, le semifinali e poi le 2 finali, finale per il terzo posto e ovviamente la finale per il primo. Sono ben 5 le esordienti: l'Algeria, l'Honduras, il Camerun, la Nuova Zelanda e il Kuwait. Il Kuwait naturalmente racchiude quella favolosa storia dello sceicco che scese in campo durante Francia-Kuwait 4-1 per far annullare dall'arbitro un gol a suo parere irregolare, che fu poi effettivamente annullato, ma non ci perderò più di tanto tempo perché questa storia ve l'ho raccontata in un video che potete andare a recuperare su questo canale, quindi sarebbe solo una ripetizione. L'Italia parte molto male nel girone, viene molto criticata sia per il gioco sia per, come al solito viene criticato il commissario tecnico per le convocazioni. C'era stato l'indulto cosiddetto dopo il calcio scommesse, viene riabilitato Paolo Rossi, all'inizio molto criticato e che poi diventerà il salvatore della patria. Mi ricorda un po' la storia di Roberto Baggio nel 94, molto male all'inizio, poi inizia a segnare e non si ferma più fino alla finale. Sono le ultime partite di Zoff, anche che ha 40 anni, ma al di là di questo l'Italia, dopo un inizio complicato, miete vittime praticamente ovunque, arriva al girone che porta in semifinale con il famosissimo Italia-Brasile 3-2, il Brasile molto spocchioso, che si riteneva un po' a ragione anche la squadra più forte del mondo e che viene invece beffato dalla tripletta di Paolo Rossi. Tra l'altro anche in questo caso, come vi ho detto che forse nel 74 si ricorda più l'Olanda, che era la finalista perdente, rispetto alla Germania che ha vinto i mondiali, nell'82 si ricorda molto più Italia-Brasile e qualcuno erroneamente ritiene Italia-Brasile la semifinale di Spagna 82, in realtà Italia-Brasile fu la partita del secondo girone eliminatorio che portò poi l'Italia a giocare la semifinale con la Polonia. Molti non sanno, non ricordano o superficialmente fanno confusione pensando che Italia-Polonia sia stata una partita qualsiasi di Spagna 82 e Italia-Brasile invece la semifinale. Non è così. A proposito di Olanda, è clamorosa la mancata partecipazione degli olandesi finalisti delle ultime 2 edizioni, che in Spagna non ci vanno. Assistiamo tra l'altro anche al record di gol tuttora imbattuto di una partita dei mondiali, Ungheria-El Salvador, che finisce 10-1, e poi
assistiamo per l'ultima volta all'ultima fase, alle ultime partite del girone che vengono giocate in orari diversi. Questo accade per le polemiche che scaturiranno da Germania-Austria, che finisce 1-0, risultato che qualifica entrambe. Si parla di vecchia alleanza, anche di epoche di seconda guerra mondiale tra Germania ed Austria, e da allora la FIFA decide che l'ultima giornata si giocherà sempre allo stesso orario per evitare, ecco, presunti accordi. Le semifinali, come vi ho detto, sono Italia-Polonia, che l'Italia vince 2-0, e Germania-Francia, che finisce 3-3, vittoria della Germania 5-4 ai calci di rigore, una partita drammatica con, mi verrebbe da dire, quasi morti e feriti, adesso senza esagerare, però insomma partita condita da tantissimi eventi, anche non dico extra calcistici, ma insomma botte da Orbi, il portiere della Germania Schumacher, che fece praticamente ruppe la metà della dentatura di un avversario, con un'uscita abbastanza scellerata, che passò così un po' in cavalleria. E la finale, ovviamente, che conosciamo tutti, è inutile che io la ricordi, l'11 luglio del 1982, Italia-Germania 3-1. Si partì male col calcio di rigore fallito da Cabrini, ma l'Italia veramente aveva una sorta di aurea attorno, che avrebbe vinto quei mondiali probabilmente in qualsiasi circostanza e con qualsiasi condizione. Un po' quello che è successo nel 2006, ma fatemelo dire, un po' quello che succede a tutte le squadre che vincono una manifestazione. Si può essere forti, si può essere organizzati, vale tutto, se non si incastrano però anche gli eventi giusti al momento giusto, nessuno riesce a vincere nulla. E l'Italia si porta a casa, anche oltre al titolo mondiale, anche il titolo di miglior giocatore del torneo e capocannoniere del torneo, Paolo Rossi, con 6 reti. Inizia da qui, tra l'altro, anzi è iniziato già dal 78, questa lunga serie che verrà interrotta soltanto nel 2002, di capocannonieri che vincono tutti il titolo di bomber principe della rassegna con 6 reti. Sembrava qualcosa di ormai confezionato. Questa è la storia di Spagna 82 e del trionfo dell'Italia di Bearzot, della partita a carte, come sappiamo, poi sull'aereo di ritorno, e tutte le leggende che conosciamo a memoria del nostro paese, di quella vittoria che poi per tanti anni, per 24 anni, è stata l'ultima della nazionale, poi sconfessata nel 2006, e chissà per quanto tempo ancora dovremo ricordare quel 2006 come l'ultimo mondiale degli azzurri, vinto ovviamente. Ci vediamo la settimana prossima con Messico 86.